Qui ci troviamo in una zona dove Veneto Agricoltura coltiva la foresta, gestisce la foresta e lo fa con professionalità. Se poi pensate che Veneto Agricoltura nelle sue corde ha la formazione proprio a livello agricolo di tutti i settori, potete pensare come si riesca bene a conciliare formazione forestale, formazione delle persone che dovranno poi andare a istruire quelli che mi piace ancora chiamare boscaioli, con aziende che già fanno queste attività, con aziende che coltivano il bosco, con aziende che gestiscono il bosco. Ricordo a tutti che un bosco gestito ha un pregio naturalistico maggiore e ha una sicurezza maggiore. Se noi tirassimo 16 quintali in quella posizione là, a quanto sarebbe sollecitata questa pianta qua? Qual è la forza esercitata su quella pianta lì se tira 16? 6 quintali, 5, 6, 8, 10, 10, 14, ok? Direi che la nostra geometria ha effettivamente un senso. La stacca deve avere un'apertura di circa 45 gradi, ok? Che più o meno è così, ok? Noi tagliamo un albero dritto e questa qua è l'apertura della stacca, ok? Il motivo per cui deve essere 45 gradi è questo. Appunto l'albero, una volta che l'abbiamo tagliato e magari anche messo i cunei, inizia a inclinarsi, ok? E se noi facciamo una stacca a 45 gradi, la stacca sarà a pacchetto quando oramai l'albero è molto inclinato, ok? Circa 45 gradi. Da quel momento in avanti le fibre si strappano, ma oramai l'albero va lì. Magari l'albero è anche dritto, ma se ha un po' più di chioma da questa parte, cosa succede? Lui va giù, appena tocca le fibre si strappano, se ha il peso di qua, la cerniera strapperà prima da questa parte e lei scende di lì. La cerniera è un quadrato perché il taglio di abbattimento, vedete qua proprio come è posto con la pianta, non viene fatto sulla stessa altezza della base della stacca, ma un po' più in alto. Sto guardando questa linea qua.